e di essere qui alla presentazione delle candidature al Parlamento di Forza Italia per la provincia di Vicenza. E ricomincia un'altra avventura, io sono un po' decano di queste avventure, per me è addirittura la sesta campagna elettorale. Però prima di iniziare questa conferenza stampa consentitemi un momento di ricordo di un carissimo amico col quale ho fatto un lungo percorso politico, che è l'avvocato Nicolò Ghedini, che è venuto a mancare pochi giorni fa. Io, riguardando qualche immagine, ho ricordato che proprio qui, in questo luogo, 5 anni fa abbiamo fatto una manifestazione assolutamente analoga a quella di oggi, e in quell'occasione con noi era Nicolò, oggi non c'è più, ed è stato sicuramente per tutti noi, per la comunità umana di Forza Italia, per il Presidente Berlusconi, per me e per il partito, soprattutto in Veneto, una perdita insostituibile, per cui consentitemi un momento di ringraziamento e di pensiero a lui. Io sono qui nel ruolo doppio, sono stato nominato anche coordinatore provinciale di Forza Italia dal Presidente Tajani, dopo che il mio predecessore ha dato le dimissioni, oltre che candidato al Senato capolista per il collegio del Veneto occidentale. È una sfida importante e anche non facile, ricordando le mie precedenti esperienze di candidato, ho considerato che, contrariamente a quello che si dice generalmente, cioè i candidati già designati, a me non è capitato, o meglio, capivo solo una volta di essere un candidato con il collegio blindato la volta precedente. Tutte le altre volte sono sempre stato in quella zona grigia che alla vigilia non garantisce l'elezione e che richiede un impegno elettorale particolarmente intenso, e sarà anche questa volta. Io ho con me una squadra di collaboratori molto validi, molto esperti, agguerriti, e quindi conto molto, in parte sono qui oggi, ringrazio in particolare Serena Serpoli, che è sempre con noi da tanti anni, Andrea Pellizzari, il gruppo di Artignano, Roberto Cattaneo di Vicenza, tutte persone che, Giustino Leonardi, che il gruppo di Bassano, e tutti amici che mi hanno nelle diverse occasioni mi hanno sempre supportato in maniera importante. Cosa vuole essere Forza Italia in questa campagna elettorale? Ricordiamo, noi siamo i fondatori del centrodestra, siamo l'elemento di equilibrio all'interno del centrodestra, siamo gli eredi della tradizione liberale, cattolica, riformista, e siamo il punto di garanzia e di equilibrio rispetto a valori, quelli liberali, quelli euroatlantici, e quelli della tutela dei diritti nei settori della giustizia, dei diritti nel settore dell'ambiente, dei diritti nei settori della tutela del risparmio. Poi molto brevemente ne parleremo di queste cose. In particolare credo che una mia candidatura qui a Vicenza abbia proprio il significato, che è il luogo dove ho svolto tutta la mia carriera politica, dal consiglio comunale ai ruoli amministrativi locali, sia per i vicentini quel punto di equilibrio, quel punto di moderazione che è insito nella natura del vicentino. In questi giorni abbiamo visto planare a Vicenza candidature importanti, in particolare quella del segretario del Partito Democratico Enrico Letta, il quale viene qui e dice voglio fare il deputato di Vicenza. Benissimo, però forse sarebbe stato il caso che, se voleva fare il deputato di Vicenza, accettasse il confronto del collegio uninominale e non si invece rifugiasse nel collegio proporzionale, che gli garantisce, quello sì, la candidatura blindata.
Mi permetto anche di dire che il segretario del Partito Democratico viene a Vicenza a dire: siccome so che lo spirito dei vicentini si è sentito tradito dalle scelte che i partiti del centrodestra hanno fatto in ordine alla caduta del governo di Mario Draghi, io mi sento di interpretare fino in fondo il bisogno della piccola e media impresa, del lavoro, che è tipico dei vicentini. Io su questo voglio sfidarlo, io lo dico fin da ora, io sono pronto ad affrontare un pubblico dibattito con il segretario del Partito Democratico che vuole fare il candidato del collegio di Vicenza. Io sono il candidato, io sono anzi l'eletto, sono ancora il deputato eletto nel collegio uninominale di Vicenza, sono il candidato al Senato di Vicenza, sono già stato eletto 2 volte senatore di Vicenza, ho tutti i titoli per incontrarlo, per sfidarlo, TVA, il giornale di Vicenza, nelle sedi che riterremo opportune, che i media ci consentiranno, per affrontare i temi della vicentinità, le questioni che riguardano le nostre imprese, le questioni che riguardano il risparmio tradito, e da questo punto di vista mi consentite, anche per le esperienze che tutti voi sapete io ho maturato in questa ultima legislatura, trovo una singolare coincidenza. Il segretario del PD fino ad oggi è il deputato di Siena, però andiamo a vedere, e adesso si candida a Vicenza, 2 città che sono state toccate dalla crisi bancaria, Montepaschi a Siena, Banca Popolare di Vicentina, Banca Popolare di Vicenza a Vicenza, però sono stati trattati in maniera completamente diversa, perché Montepaschi è ancora salvo, gli obbligazionisti di Montepaschi non hanno perso una lira, lo Stato ci ha messo quasi 50 miliardi e adesso ne chiede altri 2 miliardi e mezzo. A Vicenza, quando c'era da salvare la Banca Popolare di Vicenza, il Partito Democratico che allora governava non ha mosso un dito, e oggi i risparmiatori vicentini possono percepire il rimborso del FIR, le briciole del fondo indennizzo risparmiatori, che è già qualcosa. Io voglio ricordare, proprio perché sono andato a rivedere le carte vecchie, che qualche 5 anni fa, quando abbiamo fatto la conferenza stampa di presentazione delle candidature alla Camera dei Deputati e al Senato, l'impegno che io avevo assunto nei confronti dei cittadini di Vicenza era quello di lavorare perché qualche rimborso in qualche misura arrivasse, e credo di aver dimostrato in questi 5 anni un impegno concreto che credo che chi ha seguito i lavori della Commissione Banche e di tutto quello che è stato il percorso del Fondo Indennizzo Risparmiatori debba darne atto. Va detto che è un lavoro non concluso, perché quello del Fondo Indennizzo Risparmiatori è un lavoro che deve essere completato nella prossima legislatura. Sono arrivati degli indennizi, ma noi speriamo di incrementare quegli indennizi. Perché? Perché è risultato un saldo attivo rispetto a una prima erogazione, un saldo attivo di diverse centinaia di milioni. La norma originaria prevedeva che questo stanziamento, che complessivamente era di 1,5 miliardi, potesse essere incrementato rispetto alla percentuale del 30% inizialmente stabilita, però sappiamo che ci sono dei rischi, perché quel saldo attivo che è rimasto, ancorché vincolato, fa gola a molti, perché ci sono altre banche in difficoltà, ci sono altre realtà anche industriali che hanno emesso bond che non vengono rimborsati. Sappiamo che da parlamentari di altre parti d'Italia si è puntato quel saldo attivo. Ecco, l'impegno che io mi sento di prendere, e che peraltro ho già manifestato nella scorsa legislatura, è quello che quel saldo attivo non debba essere toccato, debba essere necessariamente destinato ad incrementare quelle somme che sono state fino ad oggi erogate ai truffati della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, e sarà questo un impegno che io voglio perseguire in maniera. Tra l'altro c'è anche un residuo di lavoro da svolgere per quanto riguarda il
il lavoro del fondo indebito risparmiatori, perché ci sono tante domande che sono state escluse immotivatamente. Da questo punto di vista siamo riusciti proprio, penso di poter dire, soprattutto con una mia iniziativa, a prorogare il termine di scadenza della commissione tecnica che scadeva il 31 luglio, ma è stato portato al 31 di dicembre, proprio per consentire un riesame di queste domande immotivatamente. Per esempio, ci sono delle domande che sono state respinte perché dal punto di vista informatico magari l'interessato aveva scritto che aveva 350 azioni, in realtà ne aveva 3500. Il sistema informatico e tutto ciò che è stato fino ad oggi non consentiva di modificare la domanda. Oggi invece questo è possibile. Io intravedo anche il saluto onorevole Amalia Sartori, che con molto piacere interviene tra noi, una carissima amica, e quindi con molto piacere la vedo qui alla presentazione delle nostre candidature. Quindi io, siccome fai subito un saluto. Ecco, sono venuto proprio a salutarvi. Buongiorno a tutti, è un piacere tanto rivedervi. Voi sapete che da molti anni ho scelto di non occuparmi esattamente da 8, di non occuparmi più di nulla. Oggi però sono venuta a fare i miei auguri a Pier Antonio, che è un amico da sempre, va bene? Auguri carissimi a tutti e a presto. Grazie Elia. Vorrei dare adesso la parola a Elisa Venturini, che è la nostra consigliera regionale, che ci fa l'onore di essere presente qui oggi. No, vieni per dal mio fianco, c'è anche le foto dei giornalisti. Sì, riparli di meno, parliamo di meno. Contenti. No, prendo l'aperitivo. No, ma chi mi conosce sa che io sono una molto sintetica quando parlo, perché bisogna esaurire gli argomenti, non la gente che ci ascolta. Quindi innanzitutto grazie per l'invito che mi avete rivolto qui oggi, sono qui con piacere da Veneta a sostenere dei veneti, perché come diceva prima Rossella, è padovana però è qui nel Vicentino. Perché sapete, io dico sempre, io vado a dormire in un comune in provincia di Padova, ma poi io durante la giornata sono in giro sul territorio. Per cui io bazzico comuni, persone, associazioni, imprenditori per capire che cosa succede sul territorio. Quindi per me non c'è una differenza tra un comune e l'altro, una provincia e l'altra. Io sono veneta e seguo il mio territorio perché amo questo territorio e cerchiamo di fare la nostra parte come Forza Italia, come area moderata. Allora io dico ai nostri candidati, bisogna essere coraggiosi oggi per proporsi come Forza Italia e come area moderata. Non è semplice in questo momento storico, perché noi sentiamo il vento che tira. Però io dico che noi abbiamo delle caratteristiche e delle capacità amministrative, abbiamo delle competenze che noi possiamo spendere e che nel tempo portano dei risultati. E allora da Veneta io sono qui a sostenere degli altri veneti, che spero proprio vadano in Parlamento per rappresentarci, per portare la nostra voce, perché hanno delle competenze. Perché c'è chi è amministratore e l'ha fatto per anni e quindi ha sperimentato sul campo la concretezza e la fatica dell'amministrare quotidiano, e chi ha già portato in Parlamento e può continuare a farlo delle competenze tecniche, perché noi abbiamo visto che l'uno vale uno, o il fatto di non avere competenze che tanto va bene lo stesso, abbiamo visto che cosa porta. Allora noi abbiamo invece bisogno delle persone che abbiano delle competenze, magari anche nella materia della giustizia, come giustamente Pier Antonio in questi anni, spero che lo continui veramente a fare, possa dare il contributo in questo paese bistrattato che ha bisogno di tanti interventi, dove non è facile perché ci sono tante forze, tante componenti, no, da mettere insieme e riuscire a trovare un equilibrio. Però l'impegno ci deve essere. Allora, grazie anche alla presenza di Rossella, presenza femminile, presenza che comunque può portare la propria esperienza, la propria competenza, nel senso che si fa squadra, si fa un percorso, magari non si riesce a trovare subito, no, la possibilità di esprimersi appieno, però siamo sempre fiduciosi che in un percorso fatto insieme ci sia poi la possibilità di poter dare il proprio contributo
in occasioni di circostanze favorevoli. E allora, detto questo, senza dilungarmi oltre, dico: c'è la massima disponibilità a livello regionale nel sostenere i nostri candidati, nel fare squadra, nel portare le istanze del nostro territorio, come cerchiamo di fare, sapendo che anche noi abbiamo un obiettivo, che è quello dell'autonomia. Tanto è vero che nel nostro simbolo in regione abbiamo Forza Italia per l'autonomia, quindi questa è una battaglia che comunque noi dobbiamo fare, perché questo territorio ha diritto di esprimersi al meglio. Quindi un grossissimo in bocca al lupo e mi avrete al vostro fianco. Grazie.